Facciamo una pausa per questo piccolo portabandiera. Qua Gioa, l'imbarato buono è qui, si Gioa. Secondo te, a sotto a te non poteva la scena un portabandiera così?
Facciamo un applauso a questa squadra. Associazione Maria Santissima dell'Arco Corso Giuseppe Garibaldi, Brumo Neano.
Win. Orlando, vuoi venire un po' sul palco? Orlando, vieni un po' sul palco. Ragazzi, mettete un po' il quadro a terra. Attenzione, non muy tu posto questo, voglio. Voglio, non può muovere. Fino là. Allora, il pittore di questo quadro è di Frattamaggiore. Orlà, ci puoi descrivere un po' questo quadro al popolo di Frattaminore? Buonasera a tutti, l'opera è intitolata Requiem, il canto alle pietà. Dalla pietà tradizionale si passa a tutte le pietà delle donne che provano quando perdono un figlio, quindi di conseguenza l'opera, oltre alla pietà in primo piano, è circondata da altre pietà, come la donna anziana, che rappresenta una donna che invecchia con la morte del figlio, quindi trascorrerà la sua vita con il peso della morte del figlio addosso. Dietro di lei c'è una donna con la croce che porterà per tutta la vita, e in primo piano c'è una donna pakistana che abbraccia una busta dove c'è il figlio morto dagli attentati che hanno subito. Al centro dell'opera c'è una bambina, è la pietà della pace, una colomba ferita, insanguinata, ma ho voluto aggiungere delle piccole farfalle bianche sul vestito, che non sono una semplice decorazione, ma sono i simboli della risurrezione, quindi la speranza che la pace possa ancora risorgere in questo periodo di guerra e di tormento. Quindi questo è il concetto di me. Grazie, una bellissima opera Orlando, come sempre. Ragazzi, continuate, dai. Fate vedere al popolo questo quadro, per cortesia, almeno lo vedono. Ciao, fai giro quadri, no?
Grazie. Complimenti.